Devono essere di una porta spagnola, la porta nuova che vedremo, anzi ci passeremo attraverso, edificata 400 anni fa, che sia spagnola, ce lo descrivono anche l'Aquila in ceramica, la vedete l'Aquila con le pedre spiegate, mentre questi edifici di fronte costituiscono il Palazzo Reale, detto anche Palazzo dei Normanni. Per la verità quello lì è stato restaurato, dove sono i lampioni, vedete? È del IX secolo. Era infatti una fortezza araba che i Normanni trasformarono in Palazzo Reale. E proprio lì è la cappella che stiamo per andare a visitare, chiamata appunto Palatina, Cappella Palatina, cappella di palazzo. Era la cappella privata dei re normanni, cioè il re di solito, anziché uscire fuori dal palazzo per andare ad assistere alla Santa Messa, rimanevano nel proprio palazzo. Lo vedete, accanto, guarda caso, la destra e la sinistra, le messe vedete qua giù il partito comunista su le commissioni qua. Vorrei puntualizzare che questo sta facendo una bella sintesi del passato col presente. Ecco, questa giù in caratteri arabi attuali chiamati Neschi, scritto Naschi, caratteri che si scrivono da destra a sinistra. Lì si esalta l'onnipotenza del grande Allah. Voi sapete il dio dei musulmani è chiamato Allah con l'H finale, e quindi si parla di un orologio. L'unica parola comprensibile anche da voi è quella lassù, la vedete, orologi, con l'H diversamente da Allah, che ha permesso all'uomo di misurare. E tutto grazie ad Allah, le invenzioni sono venute da Allah, questo uomo, ma è lui che le vuole. In ogni caso i bambini, quelli più piccoli di voi, preferiscono il giornalino, il fumetto, e l'immagine immediata non faccia la nostra immagine. Ecco, in questa cappella, capite adesso perché è chiamata la Palatina, cappella di palazzo, solo dalla Palestina, perfino dall'Iraq, arrivarono in Sicilia agli inizi del IX secolo, per la riconosciuta gli arabi di allora, molto più bravi di quelli di adesso, che non sono quelli di ora, sarebbero capaci di farlo altrettanto. Pensate, furono i primi a far scavare in Sicilia decine e decine di chilometri di canali di irrigazione, permisero appunto di portare acqua, preservando magari dai fiumi, dalle scarse risorse idriche che abbiamo, verso i campi, che divennero molto fertili, appunto grazie a questo liquido prezioso. E il tracciato... A questo riguardo vi dico che Mussomeli, una delle teorie sul nome di Mussomeli è questa, Menzil el Emir, la casa dell'Emir, diciamo luogo di stazione, luogo di passaggio dell'Emir. Si immagina che a Mussomeli, nella torre, cioè nel castello di Mussomeli, che è una delle rupi, direi, isolate, diciamo assolutamente imprendibili, si fosse proprio una stazione, diciamo, una guarnigione. È possibile, ce ne fossero davvero 300. Poi allora le moschee
manifestazioni dello Sciara intanto le cose sono romane. Guardate una cosa che dica tutti i giorni, la parte della Polonia, della Ciamanella, sono tutti un incrocio di stili onico e corinzi, però la voluta bianca, io corinzi la voluta bianca, per pace, guarda la moschea, la moschea, la nostra chiesa, che dice per tutto il mondo organizzato, le scuole, le mosche, le cose operative. Infatti non magari l'uomo si abituava pure in una sugola, ma la casa di Dio fosse essa dall'Ao a Corinto, in Grecia e a Bisanzio. Mentre gli artisti bizantini decorarono le pareti del santuario a destra e a sinistra, le aspi e la cupola, vedrete fra qualche minuto i mosaici più belli in assoluto di questa piccola chiesa, di questa cappella. Io vorrei fare una brevissima quando questa è la storia, questo è un che voleva decidere di mandare un linguaggio incomprensibile. Allora i mosaici sono reali, definiti Bibbia paupero, pratiche e poveri. E quando i poveri, nel senso che non potevano leggere, immaginano, dicevo quindi i documenti, no? E i documenti delle immagini non erano tanto come noi, perché adesso rifiutiamo Adesso metto davanti adesso. Non guarda papandoni. Stava nel Mediterraneo, per cui Carlo V decise di dare il colpo decisivo e fece innalzare questa porta dopo la vittoria 1535, battaglia di Tunisi, che si concluse con l'annientamento della flotta dei pirati. Infatti hanno un significato quei 4 giganti di pietra, li vedete? 2 con le braccia mozze, tagliate, che allegorizzano, simboleggiano la disfatta dei pirati, come si dice sono state tagliate loro le braccia, no? I 2 invece all'estremità con le braccia incrociate rappresentano sottomissione agli spagnoli. Che fossero tutte e 4 musulmane ce lo dicono chiaramente i copricapi, hanno il turbante, che è il tipico copricapo orientale, e questa porta nuova separa Corso Calatafimi, alle nostre spalle, da questa strada via Vittorio Emanuele, che si spinge, come vedete, fino al mare, che si distingue in fondo. Naturalmente una volta dentro toglierete anche lì il cartello, i certo. Invece proprio. Fino a un trentennio fa, dai pontefici
che però, e se vedete poi, se avete mai visto voi la mitria di un vescovo? Io sì. Per continuare a riferire i soldi. Sapete che ci sono, diciamo, queste due alette che si sono sulle spalle? Ecco, guardate, il modello è quello. Nacque infatti nella seconda metà del secolo scorso, 120 anni fa, fu inaugurato nel 1874 come circo equestre. Poi diventò teatro lirico, viene utilizzato in occasione di concerti, di congressi, di conferenze. Palazzo per il momento è sede dell'Inquisizione, sede dell'Inquisizione, ragazzi. Seguita dagli scherzi borbonici trovarono rifugio nella chiesa, la quale allora aveva diritto di affitto, che quasi non potevano entrare nella chiesa Nei guani. Che ventenne proprio. Presto va preso. Tu parlare a me? distinguere di fronte a sinistra l'allegoria della primavera e a destra ovviamente di fronte l'estate. Adesso svoltiamo a sinistra e ci mettiamo nella strada più lunga della città, circa 14 km. Questa in cui siamo è 7 km. Ecco, quest'altra via Maqueda 14. Rivediamo la Fontana delle Vergogne a sinistra. Qui c'è il municipio di Palermo. Ma da quando lui sindaco una macchina parcheggiata lì non c'è più, Motivi di sicurezza. No, rispetto, no, è il divieto, è sempre stato il divieto. Questa chiesa si affidò ad un architetto arabo-musulmano. Ancora! Ovviamente l'architetto era abituato a concepire progetti di edifici di culto islamici, di moschee, per cui diede anche alla chiesa un aspetto orientale. Che si paga? Quando? Forza, che deve salire? Siamo lì. C'è un tiro gratis. Non mi piace. Italianizzato, quartiero, o famiglia. Chi erano queste persone? Guglielmo II era l'erede tredicenne di Guglielmo I. La paradigma di 45 anni. Monreale è l'ultima testimonianza è rivolta a noi, ma la grandezza, la concavità, ci dà un bellissimo effetto ottico, si gira dappertutto, cambia espressione, addirittura possiamo dire una figura tridimensionale che dopo andiamo a guardarlo da vicino. Voglio precisare che ha un'apertura di braccia di 12 metri, 7 metri il busto, 3 metri dalla punta alla barba ai capelli, il solo naso 62 centimetri. Quel libro